Oltre 100 perquisizioni sono state eseguite dalla Polizia Postale in tutta Italia nell'ambito di una vasta indagine di contrasto alla pedopornografia online, condotta a carico di 120 persone che utilizzavano social network per scambiare materiale anche in ambito internazionale. Foto di minori abusati o vittime di violenza, la maggior parte dei quali in tenera età e in alcuni casi anche neonati. La metà delle persone indagate risiedono in Lombardia, Piemonte e Veneto, ma sono in totale 16 le regioni dove gli agenti hanno sequestrato materiale. L'attività era iniziata un anno fa dalla Polizia Postale di Reggio Calabria. In più di 80 casi, durante le perquisizioni condotte sui dispositivi degli indagati, sono stati ritrovati account utilizzati per le richieste di materiale illecito e così gli operatori hanno isolato in prima battuta 28.000 immagini e 8.000 video a carattere pedopornografico e sequestrato più di 230 dispositivi informatici di varia natura, cellulari, tablet, hard disk, pendrive, computer, cloud, account email e profili social. Ci sono anche 3 arresti a Imperia, Pistoia e Reggio Calabria. Questi soggetti detenevano la gran parte del materiale pedopornografico. Altre 119 persone denunciate a piede libero hanno un'età compresa tra i 18 e i 72 anni. Vi si trova di tutto: professionisti, studenti, disoccupati, pensionati, impiegati privati e pubblici, militari, un appartenente alle forze dell'ordine e anche una guardia giurata particolare. Come in precedenti occasioni, anche in questo caso è stato fondamentale il ruolo assunto dalle segnalazioni pervenute attraverso il circuito internazionale di cooperazione contro lo sfruttamento dei minori online, con la collaborazione di enti esteri e associazioni non governative. Il Servizio Centrale del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online realizza delle vere e proprie partnership che si rivelano fondamentali per un'azione efficace di contrasto agli abusi ai minori.